Sembra un tempio della tradizione di Valdobbiadene. Siamo a Guia, frazione di Valdobbiadene, con l'assessore Marco Prosdocimo, assessore provinciale all'agricoltura, ma anche nativo di questa area. Dove siamo esattamente? Intanto mi complimento perché hai detto Guia, perché tanti dicono Guia, ma si chiama Guia. La suocera che è di questi luoghi. Vede, ti fa onore. Siamo in una bottega particolare, 100 e più di OCG, è un'idea ottima per un territorio che vuole comunicare con chi ci viene a visitare. Noi, sai, abbiamo la primavera del Prosecco in queste settimane, è appena iniziata a Vidor, poi passerà... Primavera del Prosecco di OCG, tra l'altro ovviamente da Valdobbiadene a Conegliano una ventina di appuntamenti sul territorio da vivere fino a giugno. Fino a giugno, da fine febbraio fino a giugno c'è una kermesse di eventi che ci allieta nel territorio e attrae anche quello che noi speriamo, gente a cui piace degustare il conegliano valdobbiadene. Chiediamo, Cesare, com'è nata questa idea? L'idea mi è nata proprio percependo il desiderio dei turisti, come diceva Prosdocimo, che vengono in questo territorio, di poter conoscerlo meglio, di approfondire la conoscenza del territorio, come attraverso appunto anche il Prosecco, attraverso l'enogastronomia, e il desiderio di andare via, di ritornare nei propri luoghi portando qualcosa di queste zone. E ho pensato che l'idea di portare un prodotto ma che rappresentasse più produttori fosse una cosa molto entusiasmante. Qui dentro c'è tutto Prosecco di OCG, però di un centinaio di produttori, quindi sei stato anche artefice di un miracolo, no? Metterli tutti assieme. Sì, non è stato poi molto difficile, anche perché ho raccolto molto entusiasmo da parte appunto dei produttori. Io ho scoperto di aver così forse creato questo punto che può definirsi il negozio monoprodotto plurimarche, cioè molte aziende che propongono lo stesso prodotto, però interpretato, creato ognuno con la propria personalità. Cesare, ti chiediamo di rimanere con noi perché ci interessa scandagliare un po' la filosofia imprenditoriale di questo progetto. Noi ci fermiamo qua, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanta di OCG. A tra poco. Ascotrade, società del gruppo Ascopiave, attiva nel settore della vendita di gas metano e di energia elettrica e nella produzione ed installazione di impianti fotovoltaici, è la società di riferimento energetico del Nord-Est. Ascotrade ha firmato un accordo con le maggiori sigle sindacali delle province di Treviso e Belluno per dare alle famiglie economicamente più svantaggiate un sostegno sociale aggiuntivo al bonus gas previsto dalla legge. Ascotrade è un'azienda in crescita che, grazie ai servizi proposti e alla convenienza delle proprie tariffe, gode della fiducia di oltre 350.000 clienti presenti in tutte le regioni del nord Italia. Rivolgersi agli sportelli Ascotrade significa trovare un servizio adeguato alle proprie esigenze, con operatori locali competenti e professionali, pronti a risolvere ogni problema di natura energetica e ad illustrare le offerte più vantaggiose. Risparmiare fino ad 80 euro l'anno sulla bolletta energetica è facile. È sufficiente avere l'accortezza di staccare gli alimentatori caricabatterie di computer portatili, lettori, macchine fotografiche digitali e telefonini. E prima di reincontrare Cesare De Stefani per parlarvi di questo progetto 100 e più di OCG a Guia di Valdobbiadene, siamo vicini a questo spiedo, un'altra tradizione di questi luoghi, assieme a Nicola, Efrem e Giovanni. Allora, il segreto per fare un buon spiedo? Segreto è passione, tempo e carne buona, ovviamente. Che carne è qui? Maiale, pollo, in questo caso. A volte si usa il coniglio, a volte si usano gli uccellini, quelli che prendono i cacciatori, ma in genere è pollo e maiale. A che ora avete acceso il fuoco? Alle 7:30. Quindi quante ore circa? 4-5 ore? 5 ore. 5 ore, sì. Tanti sorrisi, alleviati ovviamente da un po' di OCG. Esatto, ecco qua.
Eccola Allora, là. grazie ovviamente ai mastri dello spiedo qui a Guia di Valdobbiadene. Noi usiamo questo tempo per mandare un servizio di cronache trevigiane e ci spostiamo nel tempio di Cesare De Stefani. A tra poco. Il vino che presentiamo oggi è la marca Prosecco Cuvée di OCG, denominazione di origine controllata e garantita. È un extra dry, questo significa che abbiamo un leggero residuo zuccherino presente. Il colore, certamente un colore tipico di questo vino, questo giallo paglierino con bagliori verdolini. Bella poi anche la corona di spuma presente e che abbiamo visto in fase di servizio. Al naso. Certamente al naso questi profumi legati un po' al mondo di quello che è il prosecco, cioè la mela, la pera, certamente anche delle note vegetali. Sono presenti però anche delle preziose note di lieviti, intrigante e preziosi. In bocca. In bocca si fa sentire una sua acidità, una sua, tecnicamente la chiamiamo freschezza, certamente lungo, prezioso, però ecco, questa sua freschezza è tipica di questo vino che poi però trova una sua morbidezza in equilibrio perfetto. È certamente un vino che potremmo abbinare con dei primi piatti, in particolare anche dei primi come un risotto di pesce e servito tra i 6 e gli 8 gradi centigradi. Evviva! Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze, un cru tra le colline di San Pietro di Barbozza, Saccol e Santo Stefano di Valdobbiadene. L'azienda è Le Culture. Un perlage minuto e persistente accompagna questo spumante. Lo accompagna nella sua brillantezza e che dona poi un tocco veramente elegante per quanto riguarda un colore. Il colore è giallo paglierino con tenori o tonalità verdoline. Un naso importante, un naso fruttato che si esprime in tutta quella che è la tipologia della frutta bianca, dalla pesca bianca, dalla pesca gialla, piuttosto che all'albicocca, piuttosto che alla mela acerba, ma vorrei dire importante. Aggiungerei agrumi da questo punto di vista, quindi un olfatto fine e fragrante. È un dry, abboccato, armonico in quel dosaggio degli zuccheri che in ogni caso dimostra freschezza e sapidità, grande eleganza per quanto riguarda anche il tocco, per così dire, gusto olfattivo. Abbinamenti? Direi zuppe, direi tortelli di zucca, direi zuppe di pesce, temperatura di servizio 7-9 gradi. Rimaniamo a Guia, in questo tempio del 100+ di OCG, per andare a scandagliare, come dicevamo, l'idea di Cesare De Stefani, imprenditore che ha aperto quello che io definisco un tempio del Prosecco di OCG, perché qui dentro ci sono tutte le etichette che rappresentano il territorio. Ma Vittoria, alziamo e guardiamo intanto un esempio, no, della tradizione con questi salumi appesi come vuole la regola. È così, Cesare? Sì, qui si sono appesi proprio nel baldachin dove appunto gli agricoltori, i contadini mettevano le soppresse che producevano durante l'inverno. Attenzione che il binomio salumi-vino è sempre stato molto vicino. Dobbiamo tra l'altro ricordare che i salumi conservati nelle cantine dei contadini dove facevano i travasi, dove c'erano questi profumi di vino, si caricavano anche proprio di questo sapore caratteristico. E una volta aggiungevano questo brûlé così per tradizione, non si rendevano conto che in realtà facevano un'aggiunta anche di zuccheri che servono per alimentare i microrganismi che sono quelli poi che innescano la fermentazione e la maturazione.
E a Cesare De Stefani comunque la tradizione piace sempre presentarla. Un oggetto straordinario in questo luogo è questa ghiacciaia dei primi del Novecento. Cesare, dove l'hai recuperata? Beh, questa è una ghiacciaia che la mia famiglia ha da oltre 30 anni, ma quando mio papà l'acquistò era già molto vecchia questa cella che veniva appunto alimentata con ghiaccio, piastre di ghiaccio. La gente partiva da Valdobbiadene in bicicletta, andava a Treviso c'era un centro di produzione del ghiaccio, Porta San Tommaso, se non sbaglio. Esattamente. Un turista passa per Guia, si ferma nel territorio, visita qualche cantina, poi viene qui e può davvero scegliere un prodotto, tra l'altro numerato. Ecco, sceglie il numero e quindi può assaggiare oltre 100 diversi produttori di un unico prodotto, Prosecco Conegliano Valdobbiadene di OCG. Può scegliere anche la diversità dei territori, non solo la diversità dei produttori. Io certamente cercherò di promuovere quello che è l'idea di poter fargli acquistare 3 bottiglie di Valdobbiadene, 3 di Fara di Soligo, 3 di Refrontolo, 3 di Conegliano, perché secondo me pur in un unico prodotto ci sono sfumature date dal territorio e anche dall'interpretazione di ogni produttore che sa dare al prodotto che sta preparando. allora, grazie davvero per questo viaggio nelle colline trevigiane tra i gusti, come detto, di OCG, declinato ovviamente in ogni riva, no? Proprio da disciplinare. Noi siamo arrivati alle conclusioni di Cronache Trevigiane. Grazie Cesare. Grazie a voi e benvenuti a Conegliano Valdobbiadene a brindare proprio con il Conegliano Valdobbiadene. E buona primavera del Prosecco, ci aggiungiamo alla prossima puntata, stesso orario, stessa televisione. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.